Ehi là, buongiorno a tutti! Oggi siamo qui a Tarvisio, siamo venuti a provare il bike park dell'Angelo, un bike park abbastanza basilare e semplice, con due piste divertenti, interessanti per chi vuole approcciarsi al mondo del bike park. Abbiamo provato già a fare un giro, sì, divertente, il primo giro carino, c'è un po' di fango, ma insomma ha piovuto, quindi in ogni caso è abbastanza... Oddio, si è fermata la seggiovia e non è mai bello. Che brutta cosa. Speriamo che riparta. Sono con i miei due amici Tommaso e Davide, che sono davanti prima di me. Ecco la seggiovia in allarme, siamo fottuti. Ah no, ecco che riparte. E niente, proviamo questo bike park dell'Angelo con questi due percorsi interessanti da fare, divertenti, e speriamo di non ammazzarci. Ciao! Reach out, don't
si conclude questa giornata qui al Bike Park dell'Angelo di Tarvisio. È stato veramente divertente, anche se le piste sono solo due. Comunque c'è in progetto una terza pista un po' più aggressiva, mi hanno detto, e parlando un attimino con i gestori, con chi si occupa della crescita comunque sportiva, promozionale e turistica della zona, questo bike park è come scrivere una parola a inizio qui in Friuli Venezia Giulia, ed è un inizio molto bello e molto interessante. I due percorsi sono molto flow, sono, come dicevo prima, adatti a persone che vogliono avvicinarsi alla pratica del bike park. Le curve sono molto interessanti, alcune molto strette su un percorso, altre molto larghe, e comunque divertentissimo. Mi sono veramente divertito. I ragazzi stanno ancora raidando un po' qua fino alle circa le 3 del pomeriggio. Io ho mollato un'ora prima perché avevo le gambe completamente a pezzi, però dai, è stata veramente una bellissima esperienza e ci tornerò sicuramente. Consigliato a tutti veramente di venire a provare questo bike park, perché è veramente bello, è un bel progetto, è un progetto, come detto, che scrive la parola inizio e si svilupperà ancora. Complimenti veramente a tutti per la realizzazione di questo bike park qui a Tarvisio, Bike Park dell'Angelo. Grazie a tutti, voi seguitemi sul mio canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!